Buongiorno ragazzi, ancora problemi con le scosse di terremoto ragazzi, questa volta ancora la Campania, però stavolta è successo in Irpinia. Qualcuno mi dirà l'Irpinia dove? Avellino ragazzi, comunque a una profondità di 15 km. Quindi questo magnitudo 2.1 è stato sentito più o meno nella provincia di Avellino con epicentro il territorio di Caposele. Quindi diciamo è stato registrato dalla sala sismica in GV, quindi quella di Roma, e i comuni interessati sono diciamo sì, purtroppo sì, andò. Sono Caposele, Calabritto, Teora, Lioni, Laviano, Bagnoli, Conza, Colliano, Sant'Angelo dei Lombardi, Oliveto Citra, Bagnoli. Diciamo un sacco di comuni locali dell'Irpinia in effetti ragazzi, quindi ancora che la terra trema, quindi non ci stanno santi ragazzi. Purtroppo i terremoti sono una cosa continua ormai. È vero che la magnitudo è poco, ma è anche vero che la profondità è quella che sta ultimamente influenzando, diciamo, non influenzando, che la gente percepisce il terremoto in effetti, cioè che lo sente, perché se la profondità sarebbe maggiore, ciao Alessandro, non si sentirebbe nulla, quindi ciao Nicola. Anna Maria, quindi mo va a capire Anna Maria o Nicola? Vabbè, ciao comunque. Quindi ragazzi, più la profondità sarebbe stata maggiore, la gente sarebbe non l'avrebbe avvertita. Ah, quindi figura né uno né l'altro, meno male. Vabbè, buongiorno Letizia. Quindi ragazzi, Avellino, in Irpinia è Avellino per chi non lo sa, quindi è in Campania, quindi è stata una magnitudo 2.1 ed l'epicentro è a Caposele. Avellino ragazzi, Irpinia, in effetti è Avellino ragazzi. L'epicentro è Caposele, che sarebbe un comune, una frazione di Avellino. Avellino è un comune vicino Salerno comunque, viene prima Avellino, poi viene Salerno. Quindi in questo luogo ci abita Elena Canelli, quella signora che ci segue pure sul canale, che anche lei ha un canale YouTube, quindi più o meno dalle sue parti è successo, quindi in provincia di Avellino, ragazzi, questa caposede come si chiama qui da noi. La gente ha sentito giustamente la scossa perché la profondità ragazzi era di soli 15 km, quindi diciamo che in tanti l'hanno sentita sta scossa. No, dopo vedo, Alessandro, non l'ho vista ancora, no. Ho visto una tromba marina pare in Francia, avevo visto io, però non ci stava nulla di chiaro, quindi non ho capito nulla. Questa qua non lo, dopo la vedo se la trovo. Quindi ragazzi, fortunatamente non ci sono danni né a persone né cose, rimane solo la scossa e la paura come sempre, quindi continuano le scosse di terremoto ragazzi, quindi la situazione peggiora di giorno in giorno, quindi davvero qua mi chiameranno davvero il signore delle scosse a me, o il collezionista, anzi no, come ho detto l'altra volta, Caina bene, lì il collezionista dei scosse. Invece di osso faccio quello di scosse. Sì, sì, mo l'ho visto in Irpinia. Sì, puoi andare sul sito Irpinia e trovi scossa di terremoto a Caposele. Scrivi su Google così e vedi come lo trovi subito. Io mo adesso l'ho visto, quindi sono andati terremoto news, metti e vedi che trovi diciamo Irpinia. Io non l'avevo visto, la verità, l'ho visto mo di sfuggita. Ciao Aurora. Quindi ragazzi, fortunatamente però non ci sta nulla di grave, non è successo niente, si sono solo messi a paura, diciamo, che è anche normale, però è tutto a posto, quindi il problema è che queste scosse non la finiscono proprio più, finisce una parte e incomincia dall'altra parte, incomincia a nord e incomincia a sud, quindi si sposta da una parte all'altra come se niente fosse, quindi è tipo un dagadà, come dico io.
Va bene ragazzi, no, 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 tutto a posto, sì, sì. Pure case, tutto, no, solo la paura, sapete, ma niente di che. Vabbè ragazzi, vi auguro a tutti quanti buon appetito, ci sentiamo più tardi sperando di non fare sempre sto video di terremoto, ma purtroppo io, sapete, devo dare queste notizie, quindi io sono sempre, quando so terremoti, io la faccio sempre la notizia perché la gente deve sapere, perché purtroppo la TV non ne parla mai, quindi un terremoto ad Avellino, in Irpinia, King, di magnitudo 2,1 a 15 km di profondità. È stato sentito in molti comuni della provincia di Avellino perché la profondità era poca, quindi tanta paura. No, meteoriti no, fortunatamente no, però ti dico una cosa, stanno ancora parlando di quel famoso meteorite, quello lì che è caduto, come si dice, in Sardegna, ancora che si parla, la NASA è preoccupata. No, no, il terremoto no, no, il Vesuvio non c'entra nulla, no, no, una faglia, non è un problema del Vesuvio di Napoli, no, no, è una faglia che stava sotto Avellino, in effetti, no. Quindi ragazzi, ci sentiamo dopo, sperando di non fare qualche altro video così. Spero di fare qualche altra cosa, clima, altre cose, però già ieri sera a Roma quello di 3,4, quindi sono 3 giorni proprio. No, Lupus era 2,1, solo che era profondità 15 km, quindi è stato sentito in molti comuni, capisci? Ok, vabbè ragazzi, buon appetito a tutti, ci sentiamo più tardi, sperando di fare qualche video diverso. Avellino, in Irpinia, in effetti, magnitudo 2,1, profondità 15 km, è stato avvertito in tanti comuni e lo so, non si finisce mai, vedi, ogni giorno sì ad Avellino, King, ogni giorno uno nuovo. Avellino è vicino ragazzi da qua, quindi meno male che qua non l'abbiamo sentito, meno male. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi e sempre ci vediamo con qualche altro video, spero non terremoto, faccio qualche altra cosa, basta. Ciao Lupus, pure a te, buon pranzo. Ciao a tutti ragazzi.